Dal buio alla luce, dal deserto alla sorgente d'acqua, dalla morte alla vita. In questi 50 giorni dalla Pasqua ci siamo lasciati guidare dalla meditazione e contemplazione del mistero pasquale, che questa sera ricordiamo in alcuni segni e simboli: il fuoco delle candele che abbiamo in mano e l'acqua che riceveremo dal Vescovo Riccardo nell'aspersione. Il mistero di morte e risurrezione vive in ciascuno e nella Chiesa proprio grazie allo Spirito Santo, che ci viene presentato come fuoco vivo che riscalda e acqua viva che disseta. Facciamo memoria di questo grande dono nella preghiera che ora iniziamo nella vigilia della grande solennità di Pentecoste.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Spirito Santo, noi crediamo che tu sei il dono di Cristo al mondo, frutto della sua croce, perché il mondo appartenga a Cristo. Noi crediamo che sei l'amore paziente e invincibile di Dio, che vigila sull'uomo e lo conduce. Noi crediamo che sei l'ordine, la bontà, la perfezione dell'uomo. Sei la sua bellezza interiore profonda. Per questo ti diciamo: vieni, Spirito Santo. Spirito di verità, noi crediamo che sei la luce che dirada le nostre tenebre e guarisce la menzogna che ci devasta. Noi crediamo che sei la coscienza critica dell'uomo per salvarlo dal male. Vieni, Spirito Santo. Spirito Consolatore, noi crediamo che sei l'aiuto, il sostegno, la speranza di tutte le disperazioni dell'uomo. Spirito Consolatore, noi crediamo che ci sei dato per consolare i nostri scoraggiamenti e confortare tutte le nostre amarezze e delusioni. Vieni, Spirito Santo. Spirito della gioia, noi crediamo che ci sei dato per educarci alla gioia, per formarci alla gioia della carità e del servizio, per comunicare a tutti la gioia. Vieni, Spirito Santo. Spirito Santo, noi crediamo che sei l'amore di Dio che ha progettato la creazione, che ha attuato la redenzione e porta a compimento la santificazione dell'uomo. Spirito Santo, sei l'amore di Dio che ha fatto nascere la Chiesa e la conduce fino alla fine dei secoli. Vieni, Spirito Santo. Spirito Santo, nostra gioia, nostra vita, nostro bene supremo, nostro principio, nostra fine, nostro tutto. Noi crediamo in te, noi ci abbandoniamo a te. Vieni, Spirito Santo. O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo la tua famiglia. Apri le nostre menti all'ascolto e alla comprensione della tua parola e donaci un cuore docile a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo, spegniamo le nostre candele e apriamo gli orecchi del cuore e della mente all'ascolto dello Spirito che ora ci parla nelle Scritture. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti». Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo».
Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Parola di Dio. La grazia del Signore è su quanti lo temono. La grazia del Signore benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. La grazia del Signore è su quanti lo temono. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è su quanti lo temono. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. La grazia del Signore è su quanti lo temono. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. La grazia del Signore è su quanti lo temono.
Preghiamo. O Dio, fonte di ogni comunione, nessuno ha nulla da dare ai fratelli se prima non comunica con te. Donaci il tuo Spirito, vincolo di perfetta unità, perché ci trasformi nell'umanità nuova, libera e unita nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Fui condotto all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta ad oriente. E vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare, sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano. E là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Sulle sue rive vi saranno pescatori, da Engadi a En-Englaim vi sarà una distesa di reti. I pesci, secondo la loro specie, saranno abbondanti come i pesci del mare. Però le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate, saranno abbandonate al sale. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario,
I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Preghiamo. O Dio nostro Padre, il tuo nome è santo davanti a tutte le genti e attende di essere santificato nella nostra vita. Manda il tuo Spirito a fare di noi, nella Chiesa del tuo Figlio, il sacramento continuato della tua santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili.
E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Sei tu, Signore, la mia speranza. Sei tu, Signore, la mia speranza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe, mia fortezza tu sei. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno, a te la mia lode senza fine. Della tua lode piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Preghiamo. O Dio, che hai posto nella mente e nel cuore dell'uomo i doni del pensare e del volere, fa che il tuo Spirito ci guidi alla verità tutta intera, perché possiamo dirci ed essere discepoli del tuo Figlio, nel quale sono tutte le tue compiacenze. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alleluia.
sulle tue labbra perché tu possa annunziare l'immanente sulle del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Ci sediamo per ascoltare il commento e le scritture del nostro Vescovo. La parola di Dio consegnata nelle Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento ci ha portato dal monte, tutto fumante per la presenza del Signore, al Tempio, dal quale è scaturita acqua capace di risanare, alla nostra debolezza, unita a quella di tutta la creazione che attende nella speranza l'adozione a figli, fino al grembo di colui dal quale sgorga l'acqua viva, che è lo Spirito Santo. Il monte, il Tempio, la debolezza, il grembo. Sono immagini che evocano diversi luoghi nei quali in momenti diversi possiamo trovarci a vivere. In queste immagini riconosciamo le diverse situazioni in cui possiamo sperimentare come singoli o come comunità la presenza vivificante dello Spirito, dono del risorto. E il fuoco e l'acqua ci richiamano questa presenza. Non tanto per quello che fuoco e acqua sono in se stessi, dal momento che anche fuoco e acqua sono realtà ambivalenti. Fuoco
e acqua possono agire per distruggere, per far morire. Noi accogliamo questa sera i segni del fuoco e dell'acqua come segni di vita perché li vediamo trasfigurati dall'azione dello Spirito Santo. E quante altre realtà ambivalenti rivelano il volto più autentico quando sono viste, contemplate, lasciandoci illuminare dallo Spirito Santo. E allora il fuoco diventa segno della luce che lo Spirito dona ai cuori e alle menti. È segno dell'amore che riscalda e conforta. E l'acqua diventa segno dell'azione purificante e risanante dello Spirito, segno di una creazione nuova che nasce passando dalla morte alla vita, come avviene nel battesimo, come avverrà nell'ora della nostra morte. Con le celebrazioni pasquali ci hanno permesso di rivivere nella fede la nuova nascita del battesimo. Ora, nella vigilia della Pentecoste, ritroviamo il fuoco e l'acqua della veglia pasquale. E rinati dall'acqua e dallo Spirito, ci riconosciamo come Chiesa. E non sono moltissime le occasioni in cui possiamo riconoscerci come Chiesa, come avviene in questo momento, come Chiesa di Dio che è in Vittorio Veneto, nella diversità dei volti, nella molteplicità dei carismi, comunità parrocchiali, comunità religiose, consacrati e consacrate nella vita secolare, persone che fanno parte di associazioni, di movimenti ecclesiali, preti, diaconi, seminaristi, giovani, adulti, anziani. Ecco, tutti insieme siamo Chiesa. Ci riconosciamo come Chiesa, come popolo rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo. E come Chiesa desideriamo testimoniare la gioia del Vangelo e la dolce forza dello Spirito Santo. La consegna della lettera pastorale e degli orientamenti pastorali per il 2026 e il 2028 intende aiutare questa nostra Chiesa, intende aiutarci ad accogliere il dono dello Spirito e a corrispondervi. Prima però, invochiamo ancora lo Spirito Santo perché venga in aiuto della nostra debolezza.
Rimaniamo seduti perché inizia ora il momento della presentazione della lettera pastorale e poi della consegna, ma prima ascoltiamo il nostro Vescovo Riccardo che ce la presenta. Nella forza consolante, nella gioia dello Spirito Santo, nell'incontro di volti e voci, consegno la lettera pastorale e gli orientamenti pastorali che guardano al biennio 2026-2028, ma anche oltre, come avete modo di vedere. Questi orientamenti si inseriscono nel cammino che la Diocesi ha intrapreso da diversi anni, ma ricordo solo le ultime 3 lettere pastorali del Vescovo Emerito Corrado, attraverso città e villaggi, alla luce dello Spirito, seminare la speranza. E questi orientamenti fanno tesoro di quanto ho potuto cogliere ascoltando il Consiglio presbiterale, il Consiglio pastorale diocesano, i presbiteri radunati in occasione della giornata di fraternità del 5 giugno 2025, dall'incontro con i parroci del 2 settembre 2025, dai 2 corsi di aggiornamento a Cavallino con i presbiteri all'inizio di quest'anno, poi da un lavoro comune con le segreterie dei consigli pastorale diocesano, del consiglio presbiterale, con il dialogo con i collaboratori, in particolare con il vicario generale. E ora li consegno, non mi metto a spiegare, a commentare lettera e orientamenti. Dico solo che la prima, la lettera, traccia un orizzonte ampio, sui quali si collocano i secondi, gli orientamenti, con l'intenzione di indicare linee di percorsi possibili, di percorsi praticabili per la Chiesa diocesana nelle sue diverse articolazioni, in particolare, anche se non in maniera esclusiva, ma in particolare per quel che siamo abituati a chiamare parrocchie o unità pastorali. C'è un'attenzione a questa espressione di Chiesa, ma, ecco, leggerete, con uno sguardo che va verso anche tante altre articolazioni della nostra Chiesa diocesana. Nel testo che verrà consegnato poi trovate sia la lettera che gli orientamenti, poi ci sarà modo di far circolare anche la lettera da sola, che è un po' più agile. E la lettera ruota attorno a 3 immagini che spero siano generative, ossia capaci di generare pensieri, desideri, azioni utili alla missione della Chiesa. Già nel numero ultimo dell'azione erano anticipate queste 3 immagini della lettera pastorale. La comunità, il soggetto della missione, la casa e la strada. Ecco, la casa come contesto di relazioni, la strada come luogo di incontri, ecco i luoghi della missione. Quindi chi sono coloro ai quali è affidato il compito di condividere con tanti la gioia del Vangelo e dove vivere questa gioia e condividerla. Quindi la comunità, la casa, la strada. Questa è la lettera pastorale. Gli orientamenti sono articolati in 6 parti, ciascuna delle quali si presenta come un invito ad accogliere un dono e a corrispondere attivamente a questo dono, nella logica della restituzione, è tanto cara a San Francesco d'Assisi, di cui quest'anno celebriamo gli 800 anni della morte. Ciò che abbiamo non lo abbiamo per noi, è un dono da accogliere ma da restituire. Non siamo proprietari del dono che abbiamo accolto.
E nella preghiera, che diremo tra poco, la preghiera per il biennio 2026-2028, ma che come dicevo guarda anche oltre, nella preghiera che pronunceremo assieme riecheggiano alcuni temi della lettera pastorale e degli orientamenti. E non a caso alla preghiera, all'invocazione dello Spirito Santo è dedicata la prima delle 6 sezioni, delle 6 parti degli orientamenti. È la porta di accesso, è la condizione per ogni altra azione pastorale, l'invocazione allo Spirito Santo. Ecco, nella preghiera che ora diremo appunto c'è l'invocazione dello Spirito, una invocazione fiduciosa perché fondata sulle parole di Gesù. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Questo nel Vangelo di Luca. E nel Vangelo di Giovanni: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Ecco, ci fidiamo, o Dio nostro Padre, di quello che ha detto Gesù, il tuo Figlio amato. E certi di essere esauditi, ti chiediamo, manda il tuo Santo Spirito. Poi nella preghiera c'è il richiamo alla comunità, alla casa, alla strada. Lo Spirito Santo abiti le nostre case, le nostre comunità, ci guidi lungo strade antiche e nuove. E c'è il richiamo al dono e all'azione. Ecco, i 2 movimenti che scandiscono gli orientamenti pastorali, il dono e l'azione. Un'azione che ha come scopo la condivisione del dono con tutti, perché nel mondo ci sia ricerca e accoglienza della verità, ci sia impegno per la giustizia e per la pace. Quindi la comunità, la casa, la strada, il dono, l'azione. Consegno la lettera, consegno gli orientamenti alla Chiesa di Dio che è in Vittorio Veneto con fiducia e speranza, anche con un po' di trepidazione, perché lo so bene che i documenti, i testi, i sussidi si moltiplicano senza numero e forse talvolta rischiamo di essere sommersi dalle parole. Ecco, consegno con la fiducia che viene anche dal servizio che mi è chiesto di fare, dal lavoro fatto insieme in questi 12 mesi, consegno lettera e orientamenti, potranno essere letti personalmente, ma suggerirei anche di pensare a momenti di lettura condivisa, piccoli gruppi, parrocchia, nelle comunità, nelle associazioni dei movimenti, provare a trovare qualche momento per una lettura anche condivisa. Li affido alla buona volontà di tanti e li affido a mani più forti delle nostre. Il Figlio e lo Spirito Santo, le 2 mani del Padre, come diceva Sant'Ireneo di Lione nei primi secoli della vita della Chiesa, queste 2 mani ci conducano al Padre, ci rendano segni di comunione e di pace. Ci mettiamo in piedi, ci rivolgiamo a Dio nella preghiera preparata appunto per il prossimo anno pastorale. Al termine della preghiera, durante il canto, si avvicineranno al Vescovo non tutti, ma solo alcuni rappresentanti della nostra Chiesa per ricevere la lettera.
Alla fine della veglia poi la riceveranno tutti quanti, ma si avvicineranno in modo particolare moderatori, aiutomoderatori delle unità pastorali, rappresentanti dell'USMI e del CISM, il presidente della consulta delle aggregazioni laicali, i membri dell'equipe sinodale, il rettore del seminario e rappresentanti degli uffici pastorali. Prima preghiamo insieme. Ci fidiamo, o Dio nostro Padre, di quello che ha detto Gesù, il tuo Figlio amato, E certi di essere esauditi, ti chiediamo. manda il tuo Santo Spirito, sia Sia Lui a dare luce al al cammino della Chiesa che è in Vittorio Veneto, anche nei mesi che verranno. sia Lui a sostenere il nostro impegno nella missione che Gesù ci ha affidato. Apra i nostri cuori alla tua parola e li riscalda. Abiti le nostre case e le nostre comunità. Custodisca in esse scorte di tenerezza. Ci guidi lungo strade antiche e nuove. Ci renda consapevoli del dono che da te, o Padre, continuamente riceviamo. Ispiri azioni capaci di corrispondere a questo dono, per condividerlo con quanti nel mondo cercano verità, giustizia e pace. A te, o Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo, la lode e la gloria nel tempo e nell'eternità. Amen. E mentre viene consegnata solo ad alcuni, in questo momento, cantiamo e preghiamo. Sono
Fratelli e sorelle, la parola che abbiamo ascoltato, gli orientamenti che oggi vi consegno con la lettera pastorale non sono solo inchiostro su carta, ma in modo diverso, un soffio dello Spirito per la nostra Chiesa. Siete pronti a farvi compagni di viaggio di ogni uomo e donna che abita questa terra? Siamo pronti con l'aiuto del Signore. Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Vi chiedo dunque, volete impegnarvi a vivere lo stile del dialogo, cercando la verità con umiltà e ascoltando con cuore aperto le domande, i dubbi, le speranze di chi incontrerete nei momenti e nei luoghi della vita quotidiana? Vogliamo essere volto di una Chiesa che ascolta e parola di speranza. La liturgia è il cuore pulsante del nostro stare insieme. Volete custodire la domenica come giorno dell'incontro e fare della celebrazione eucaristica la sorgente della vostra carità, perché il pane spezzato sull'altare diventi pane di fraternità, condiviso con i poveri? Vogliamo celebrare con gioia la presenza del risorto e farne il centro della nostra vita. Questa veglia ci ha ricordato che siamo una Chiesa in cammino. Accogliete ora questo mandato e la lettera pastorale che vi consegno, non come un peso, ma, spero, come una bussola. Sarete testimoni di misericordia e operatori di pace nella nostra diocesi? Sì, lo vogliamo. Eccoci, manda. Il Signore vi guidi con la luce del suo Spirito. La vostra testimonianza sia limpida, il vostro dialogo fecondo e la vostra preghiera incessante. Andate, la missione vi attende. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, chiamati per il battesimo ad essere testimoni della misericordia di Dio, portiamo davanti a Lui le fatiche, le lotte, le speranze della Chiesa e di tutti gli esseri umani. Ripetiamo insieme: rinnovaci con il tuo Spirito, Padre. Rinnovaci con il tuo Spirito, Padre, ti affidiamo Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo e tutti i ministri ordinati. Dona a coloro che hai chiamato a guidare la tua Chiesa un cuore di padre e fratello, per accompagnare con umiltà e pazienza il cammino di ogni fedele, costruendo comunità unite nel tuo nome. Preghiamo. Rinnovaci con il tuo Spirito, Padre. Padre, ti affidiamo tutta la Chiesa e in particolare quanti rivestono un ruolo di guida e di riferimento per le comunità. Sappiano testimoniare in parole e opere il compito ricevuto con il battesimo, far conoscere a tutti il tuo amore, soprattutto mediante una prossimità concreta verso i fratelli fragili, poveri, ammalati. Preghiamo. Rinnovaci con il tuo Spirito. Padre, ti ringraziamo per il dono della vita consacrata, segno luminoso del regno che viene. Ti affidiamo tutti i consacrati e le consacrate, perché siano sentinelle del mattino, capaci di scorgere la tua presenza nelle periferie del mondo e nel silenzio della preghiera. Preghiamo. Rinnovaci con il tuo Spirito, Padre. Padre, guarda le nostre case come a piccole chiese domestiche. Aiuta le famiglie a vivere il sacramento del matrimonio come un mandato quotidiano di amore e accoglienza. Fa che le nostre famiglie non siano chiuse in se stesse, ma diventino luoghi di ospitalità, dove i giovani possano imparare la bellezza del dono e la forza del perdono. Preghiamo.
Rinnovaci con il tuo Spirito, Padre. Padre, ti affidiamo tutti i laici impegnati nelle aggregazioni e nei movimenti, lo Spirito Santo che suscita la varietà dei carismi per l'utilità comune, sostenga il loro impegno nella realtà educativa, dona loro la passione di abitare le strutture del mondo, portandovi il lievito del Vangelo. Preghiamo. Rinnovaci con il tuo Spirito, Padre. Padre, ti ringraziamo per tutti coloro che nelle nostre comunità si adoperano in qualche servizio pastorale. Tu che chiami tutti a collaborare alla missione della Chiesa, donaci la gioia del servizio e fa che non cerchiamo noi stessi, ma la tua gloria. Preghiamo. Rinnovaci, Spirito, Padre. Insieme, Signore Dio nostro, Padre del Signore Gesù Cristo e Padre dell'umanità intera, che nella croce del tuo Figlio e mediante il dono della sua stessa vita, a caro prezzo hai voluto distruggere il muro dell'inimicizia e dell'ostilità che separa i popoli e ci rende nemici. Manda nei nostri cuori il dono dello Spirito Santo, affinché ci purifichi da ogni sentimento di violenza, di odio e di vendetta. Ci illumini per comprendere la dignità insopprimibile di ogni persona umana e ci infiammi fino a consumarci per un mondo pacificato e riconciliato nella verità e nella giustizia, Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto diventino sensibili alle sofferenze dei poveri e di quanti subiscono le conseguenze della violenza e della guerra. Fa che promuovano nella nostra regione e su tutta la terra il bene comune e una pace duratura. Vergine Maria, Madre della Speranza, ottieni il dono della pace per la terra santa che ti ha generato e per il mondo intero. Amen. Amen. Come Gesù ci ha insegnato, raccogliamo ogni nostra preghiera con quella che lo Spirito dice in noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Il Signore ci benedica e ci protegga, faccia brillare il suo volto su di noi e ci dia la pace. Il Signore rivolga su di noi il suo volto e ci conceda di essere zelanti per il Vangelo, discepoli missionari, battezzati e inviati, testimoni della gioia che abbiamo scoperto nell'incontro con Gesù Cristo. Amen. Vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Prima del canto finale riceveremo alcune note in questo momento che riguardano appunto la lettera pastorale. Buonasera a tutti. Prima di lasciarci, alcune brevi ma importanti indicazioni per la distribuzione della lettera pastorale che Monsignor Vescovo ci ha affidato per questo nuovo cammino.
proprio per ringraziarvi della vostra presenza qui in cattedrale questa sera, segno visibile di una comunità che desidera camminare insieme, ciascuno di voi riceverà in omaggio una copia del libretto che contiene la lettera e gli orientamenti pastorali per il biennio 2026-2028. Per coloro che desiderano delle copie in più da dare appunto a collaboratori pastorali delle varie parrocchie, ce ne sono disponibili in uscita alle porte della cattedrale con un minimo di contributo. In caso appunto di necessità e per ogni altra bisogno di copie, rimane a disposizione la segreteria pastorale della Curia. Trovate indicazioni nel sito diocesano per tutte le altre informazioni. Grazie. E ringraziamo il coro che ci ha accompagnato nella preghiera, ringraziamo chi ha preparato questa veglia, ma a nome di tutti penso di dover ringraziare in modo particolare il Vescovo Riccardo nella sua prima veglia di Pentecoste e lo ringraziamo con un bel applauso. Grazie anche alla consulta delle aggregazioni laicali e alla vita consacrata che hanno in modo particolare contribuito alla buona realizzazione di questa preghiera. Ci affidiamo a Maria, ora ci mettiamo in piedi, ci rivolgiamo a lei che prega per la Chiesa e con la Chiesa perché è madre della Chiesa.
La lettera la trovate in fondo all'uscita.